Il romanico sardo rientra in quella stile architettonico che ha pervaso l'Europa dal 1000 al 1300 in Sardegna, proponendo uno stile austero, molto spinto verso l'alto per arrivare, diciamo, il più vicino a Dio. E anche la Sardegna è stata pervasa tantissimo da questo modello costruttivo architettonico. Infatti sono censite in Sardegna oltre 150 chiese di quel periodo, e con una grande varietà, perché sono presenti abbazie, monasteri, cattedrali, chiese rurali, chiese che oggi sono campestri ma che prima erano il centro di devozione di piccoli villaggi che oramai sono scomparsi, di cui però conservano magari il toponimo nel riferimento al santo che la rappresenta. La Sardegna ha avuto la possibilità di avere ancora questo grande patrimonio grazie al fatto che non è una terra sismica, quindi nulla è stato perduto per questi motivi. Forse anche la povertà che ha attraversato i secoli successivi ha impedito che magari fossero abbattute per creare delle nuove chiese o modernizzate, per cui per tutti questi fattori le chiese ci arrivano per la maggior parte integre e conservano questo bellissimo stile che appunto viene chiamato romanico, che di fatto è medioevale e in Sardegna corrisponde al periodo giudicale che ha contrassegnato il Medioevo sardo.